Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Un grave incidente si è verificato questa mattina verso le 10:30 nella zona di Barcola a Trieste. Per causa in corso di accertamento da parte della polizia locale, intervenuta per i rilievi e la viabilità, un conducente di un furgone, mentre stava facendo manovra, ha investito una donna che stava attraversando la strada. Nel violento impatto la stessa ha riportato gravissime ferite ed è morta praticamente all'istante. Sul posto, seppur celeri, sono giunti i sanitari a bordo dell'ambulanza e un'auto medica dal vicino ospedale di Catinara, ma come detto purtroppo senza esito. Sul posto anche i vigili del fuoco per la pulizia e la messa in sicurezza della sede stradale. Infortunio questa mattina, poco dopo le 8:30, all'interno di un'azienda agricola nei pressi di Mereto di Tomba. Un uomo è stato colpito al torace dalla zampata di un bovino mentre si trovava all'interno della stalla. È stato immediatamente soccorso, sul posto è giunta un'ambulanza e oltre l'elicottero fatto decollare dall'aerobase di Campoformido. Le sue condizioni sono serie, ma per fortuna non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Udine per i rilievi di legge. La vittima è stata trasportata in volo all'ospedale di Udine a bordo dell'eliambulanza, dove si trova ricoverato, per fortuna, come detto, fuori pericolo di vita. I carabinieri del Norm di Latisana hanno arrestato 2 donne domiciliate al Campodoma di Portogruaro, sorprese mentre erano in procinto di lasciare il territorio dopo aver tentato il furto all'interno dell'abitazione di un 21enne del luogo. Nella circostanza le stesse avevano accesso nell'appartamento riuscendo ad aprire una porta blindata senza effrazione, ma sono state scoperte dal proprietario allontanandosi. Le 2 arrestate sono Pamela Alivovic, 31 anni, e Valeria Markov, 20 anni, gravate da precedenti specifici provenendo da altra regione senza giustificato motivo. Sono state altresì sanzionate per la violazione della normativa per il contenimento dal contagio da Covid-19. Con la convalida dell'arresto le 2 donne sono state sottoposte all'obbligo di dimora a Portogruaro. L'attività è stata eseguita in una giornata di mercato settimanale, circostanza nella quale vi è l'intensificazione dei servizi, anche con personale in abiti civili, tesi a contrastare reati contro il patrimonio, quali il borseggio e furti. Alle 2 donne e ad altre 2 persone di Portogruaro, che seppure stanno al furto le avevano successivamente accolte in auto per riportarle a casa, è stato anche notificato l'avvio del procedimento per l'irrogazione del foglio di via obbligatorio. Avviate oggi anche a Udine le vaccinazioni per le persone over 80 che hanno cominciato ad affluire dalle 8 nell'apposito centro allestito nella palazzina congressi dell'ente fiera Torreano di Martignacco. Un flusso costante e ordinato, ha riferito Stefano Miceli, responsabile assistenti sanitari del Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria ospedaliera Friuli Centrale, che coordina le operazioni, con un po' di affollamento solo nelle primissime ore, tra le 8 e le 9, dato che gli anziani tendono a muoversi presto. Positivo comunque il bilancio dell'attività a metà mattinata, con quasi il 50% delle somministrazioni previste già effettuate. Oggi sono in programma 252 appuntamenti. Proseguono le vaccinazioni anche negli altri centri dislocati sul territorio dell'azienda sanitaria del Friuli Centrale, da Tolmezzo alla Bassa Friulana, con l'obiettivo di somministrare il vaccino a 750 over 80. Nella giornata di ieri, giorno di avvio della fase 2 della campagna vaccinale, in Friuli Venezia Giulia nel complesso, ha fatto sapere il vicepresidente Riccardi, sono stati vaccinati 1023 ultra ottantenni in tutta la regione. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia.
Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, un cuore totalmente friulano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Artline Occhialeria, a Forni di Sopra, www.artlineocchialeria.com. Legno Interni. Per la tua casa da più di 70 anni, qualità, cortesia e professionalità al tuo servizio. Porte interne, porte blindate, serramenti e accessori, parquet e pavimenti in legno, scale, soppalchi e molto altro ancora vi attendono presso la nostra vetrina espositiva di Via Brava 22, zona industriale Brava, a San Giovanni a Natisone, in provincia di Udine. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.legnointerni.com o passa a trovarci.